Rappresenta il numero più alto nei 32 anni di vita del centro antiviolenza, quel 1100 del 2021. Donne che hanno scelto di abbandonare una vita di soprusi fisici e sessuali, rialzato la testa e detto no. Donne che hanno anche trovato, in caso di necessità, una casa. Ai 4 appartamenti disponibili per la provincia di Padova se ne aggiunge uno messo a disposizione da Poste Italiane all'interno di un progetto con 10 alloggi assegnati in comodato d'uso in Italia attraverso la rete contro la violenza. Questi alloggi appunto erano già nella proprietà di Poste Italiane, però non versavano in condizioni ottimali, quindi sono stati ristrutturati completamente e sono stati completamente arredati con arredi nuovi acquistati dall'azienda. E con piacere, con grande disponibilità stiamo mettendo appunto a disposizione attraverso questi comodati d'uso questi alloggi completamente abitabili da subito. Un alloggio pronto subito e che potrà ospitare anche i figli. 36 le donne che hanno vissuto nelle case protette nel 2021, con loro 41 bambini e bambine. Abitazioni che restano a totale disposizione fino al completamento del percorso di autonomia. Tante donne hanno scelto di fare il primo passo. Il numero è aperto e lo ricordiamo: 881 46 81. Sicuramente il primo passo per uscire dalla violenza è il momento più difficile per una donna, quello che noi diciamo sempre alle donne, quelle di chiamare il centro anche se non sono sicure di subire violenza, se hanno qualche dubbio al centro verranno accolte, ascoltate, non saranno obbligate a fare nulla senza che loro lo vogliano, non saranno costrette a denunciare e potranno parlare con operatrici formate e rispetto alla loro situazione capire insieme qual è la cosa migliore da fare. Per aiutare queste donne il Centro Veneto cerca case di fuga, alloggi utilizzabili in tempi rapidissimi in caso di necessità immediata.